tutti, bentrovati, grazie di essere qui e questo applauso è il segnale che abbiamo deciso di iniziare e di creare subito un bel rapporto sinergico tra noi e voi che siete qua sicuramente con l'aspettativa di trascorrere insieme a noi un po' di tempo nel segno di una tradizione raccontata dalle diverse formazioni che si alterneranno su questo palco con quelle danze, quei colori, quei suoni, quella magia di cui la Sardegna è depositaria. Danze, suoni e voci che ovviamente ci accompagneranno in questo viaggio ideale per la festa meravigliosa di Bonarcado. E quindi il primo saluto lo vorrei fare a tutta la comunità che questa sera ci ospita. Grazie di essere qui per davvero. Tra un po' vi presenterò anche chi è al mio fianco e soprattutto come un abbraccio mi circonda, perché partiremo da lontano con i suoni e le danze della Gallura. Però vorrei ringraziare in primis il comune di Bonarcado, l'associazione turistica Pro Loco di Bonarcado e la regione autonoma della Sardegna e nello specifico l'assessorato regionale del turismo, perché questa iniziativa gode ovviamente della collaborazione, del patrocinio, dell'aiuto di questi enti che ovviamente formano una forza per darci sostanza e valore. Anzi, se mi permettete, io vorrei subito salutare in apertura la sindaca di Bonarcado, Annalisa Mele, con un abbraccio forte da qui. So che è presente qua al lato della sala. Tutto bene? Ci siamo salutati poco prima di iniziare e allora insomma possiamo accendere subito i suoni, anche perché vi ho detto dalla Gallura. Dovete sapere che intorno a una chiesa campestre nasce questo borgo che nel tempo acquista fascino e che oggi è una delle più belle realtà che insomma fanno parte di quel corollario un po' della Costa Smeralda, Olbia. Il cuore della Gallura pulsa, batte a San Pantaleo e quindi vi invito a fare un applauso ai nostri amici che sono parte del gruppo folk, l'associazione culturale di San Pantaleo. 1895 la parrocchia di San Pantaleo e quindi il culto a radici profonde, e nel 1939 poi il distacco da Nuchis, e poi insomma tante pagine che hanno scritto la bellezza di un luogo che è considerato a giusta ragione il giardino della Gallura per l'armonia, la bellezza che i suoi abitanti ovviamente hanno saputo innestare in questo luogo. La formazione che ospitiamo stasera nasce nel 2009, ricordo ancora bene le date, vero? C'ho ancora buona memoria, e da allora ha rimesso insieme le parti dell'abbigliamento tradizionale, ha curato l'arte della danza e stasera ci porta la bellezza in apertura con un ballo energico accompagnato dalla chitarra, dalla voce e dall'armonica a bocca di Dario De Riu, gruppo folk di San Pantaleo. Canta bene la Gallura, quando veni prima era, bella di ogni maniera, al vedere una pittura, bella di ogni maniera, al vedere una pittura.
grandi, io ti so camenti, ma tua mamma non mi oi, ma tua mamma non mi oi, ma tua mamma non mi oi, l'occhi miei, l'occhi tuoi, si sono sempre violenti, io ti so camenti, ma tua mamma non mi oi, ma tua mamma non mi oi, ma tua mamma non mi oi, gli senti minori, imparati da badà, e sì, non so paradori, e sì, non so paradori, gli stentano a cui io ama, gli stentano a cui io ama, gli stentano a cui io ama, din 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 Un'associazione molto attiva, quella di San Pantaleo, organizza eventi, crea sempre